Di nuovo in campo per collezionare altri punti o direttamente vittorie, dato che se ne contano 10 su 10 e oggi c'è la possibilità di fare +1. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci, benvenuti al Centro Universitario Sportivo di Palermo e CUS Palermo Iccarense, 12ª giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano. Mentre il CUS Palermo adesso prova ad attaccare, mette dentro questo pallone, c'è il tiro che sorvola la traversa, l'occasione per Andrea Ruffino. Fontana segue il movimento Randazzo, c'è il cross in mezzo, l'acrobazia tentata da Ruvolo, pallone fuori. Va Tolomello in mezzo, risponde Lo Galbo in qualche modo. Ruvolo la mantiene in campo contro Cucuzza, serve dietro, passaggio verso il centro, si va a girare così Messina, c'è il tiro, il gol del CUS Palermo che sblocca la partita con Leonardo Messina. Avanza Fontana, riesce al cross, c'è il tiro di Ruvolo che finisce fuori. La battuta di Cucuzza. Ramacca molto bene a girare, la prende Fontana, segue il movimento Ramacca in profondità, Ruffino davanti la porta, Ruffino sotto le gambe del portiere, il 2-0 del CUS Palermo con Andrea Ruffino. Attenzione al retropassaggio, l'attacco di Bellanca cade giù, è ancora viva, rimane in piena area di rigore, l'Iccarense non riesce a tirare. Calcio di punizione per l'Iccarense, c'è la battuta verso la porta, c'è la respinta e poi il tentativo da parte di Buffa. Parte la battuta di Tolomello oltre la traversa. Pallone in mezzo, colpo di testa di Tassone, pallone di Piazzese che cerca di coordinarsi, riceve nuovamente Tripoli, cross basso con la spaccata quasi da parte di Ruffino. Ramacca insiste di testa, ce l'ha, Ruffino segue Ramacca e va lui, cross in mezzo, dall'altro lato Piazzese di testa, la parata di Fiorello. Praticamente Costanzo ha cambiato 3/4 della difesa, è rimasto soltanto Maniscalco dal primo minuto. Conclusione, deviata in angolo dallo Galbo, Tolomello, Piazzese, arriva alla fine Ramacca, cross in mezzo verso Giambrone, c'è un altro fischio dell'arbitro, ammonizione per Tassone, eccolo infatti, c'è l'espulsione per Tassone, Iccarense in 10 ed è calcio di rigore per il CUS Palermo. Ramacca morbido, dentro 3-0, CUS Palermo con un minimo di brivido, cucchiaino per Giacinto Ramacca. Giambrone verso l'interno, il passaggio in profondità di Chiarello davanti la porta, Ramacca ancora una volta morbido a segnare il gol del 4-0, doppietta in pochissimo tempo. Ancora Ramacca, pallone in verticale, posizione regolare, palo di Giambrone. Conclusione, Lo Galbo si butta e calcio d'angolo. Alla fine c'è il triplice fischio ufficiale, il 4-0 del CUS Palermo